Non chiamatela cornamusa che diventa un cornuto. Ciao, sono Giampiero Amato e oggi voglio parlarvi della zampogna siciliana. Sveliamo una volta per tutte questo arcano. La cornamusa è la zampogna che appartiene alla tradizione scozzese, mentre in Sicilia la zampogna della nostra tradizione si chiama ciaramedda. Facciamo un po' di chiarezza. La Sicilia ha una sua zampogna autoctona siciliana, anzi ne ha due, la ciaramedda Paro dei Monti Peloritani e poi anche la zampogna a chiave di Monreale. Ma se qualcuno ha mai letto il Corpus del Favara, tra fine 1800 e inizio 1900, Alberto Favara scrive espressamente che ancora a Salemi si suona a ciaramedda. La ciaramedda Paro è un aerofono a sacca, il suo polmone è questa sacca in pelle naturale che si chiama otre, mentre poi la parte che esteticamente vediamo maneggiare dal musicista per suonarla si ottiene con un'accurata e specifica lavorazione attraverso un attrezzo che si chiama tornio. A questo strumento è legata una meravigliosa tradizione che fa sì che la sua voce si senta tutto l'anno e non solo nel periodo natalizio come solitamente siamo abituati a pensare. Quindi la ciaramedda a paro non è uno strumento legato soggettivamente alla tradizione natalizia, ma bensì uno strumento che viene suonato tutto l'anno, perché i pastori usavano suonare questo strumento nei momenti di festa e convivialità. Oltre alle nenie natalizie è legata alla tradizione del ballittu, ovvero delle passate strumentali suonate e accompagnate in maniera veramente molto particolare.